Amici bellini, che è successo? No, fatemi capire voi a me, perché io, vedete, io sono in trasferta, dovevo suonare Prince, si capisce dagli occhiali, e quindi io non ho capito, sarà colpa mia che non l'ho vista, sarà evidentemente colpa mia che non l'ho vista, come si può, quando tu addirittura, la classica, no? La classica, che potresti guadagnare 2 punti sulla Juve, potresti guadagnare 2 punti sul Milan, potresti guadagnare, non lo so nemmeno che cosa hanno fatto le altre, non lo voglio sapere. Ti devi tenere alle spalle la Fiorentina. Ti devi tenere alle spalle la Fiorentina. Non la voglio guardare la classifica. Non la voglio proprio guardare la classifica. Niente di meno, abbiamo perso. Abbiamo perso. Quindi la Juventus ha guadagnato 1 punto su di noi. Quindi la mia, come si dice, tabella che avevo preparato, non incredibile, vinciamo tutte le partite, perché quelle sono stupidaggini. Però almeno con l'Empoli e con lo Spezia devi vincere, non sei riuscito a fare quel punto con l'Atalanta che per me dovevi fare, 1 punto, e poi perdere col Milan, ma devi fare 6 punti con Empoli e Spezia. Poi voi mi potete dire nei commenti, perché io ho sentito il finale per radio, dove praticamente mi si parla del gol annullato per fuorigioco a Juan Jesus, traversa di Elmas, un palo di Petagna, qualche altra occasione e il gollonzo della vita, perché il gollonzo della vita me l'hanno descritto così, Carmine Martino, perché praticamente di spalle, cioè di nuca, roba incredibile così. Ancora infortuni? Se non vado errato, è morto Zielinski, Elmas comunque è stato toccato in aria, mi parlano anche dei rigori, non lo so, questa volta veramente me la dovete dire voi, perché io da una serata all'altra, adesso devo andare a farne un'altra pomeridiana, dopodiché tornerò a casa e me la guarderò in differita sapendo già il risultato. Di conseguenza domani potrò fare un video molto approfondito di tattica e possiamo parlare, perché devo capire se almeno l'Empoli ha meritato la vittoria, se siamo stati sfortunati, se potevamo fare di più, se deve andare così, perché ci sono anche le partite che devono andare così e le perdi, la famose partite storte, la porta stregata e tutti così. Non so se i cambi sono stati logici, se sono stati obbligati, perché è entrato Insigne subito praticamente, quindi un cambio te lo sei giocato subito. Non so come hanno giocato, non si descrive una partita se non l'hai vista, se non l'hai nemmeno ascoltata. Per radio puoi avere un'idea, perché ho avuto un'idea di sfortuna generale, però mi hanno anche detto per radio che comunque l'Empoli ha giocato bene, come ci aspettavamo, perché ce lo aspettavamo, perché l'Empoli gioca bene, lo sapevamo già questo, però lo devi battere, in casa lo devi battere assolutamente, non esiste proprio. Di conseguenza, che vado a fare live? Non posso andare live, prendo poi dal cellulare, non vedrei nemmeno i vostri commenti, sarebbe una cosa così. Ma ci penso un attimo, mi mangio una cosa e ci ragiono, tanto è ancora presto e voi volete sfogare e avete tutto il diritto di sfogare, avete il diritto di dirmi com'è andata. Mamma mia, sai, la porta stregata, 0-0 con l'Empoli, il rammarico, 0-0 con l'Empoli, c'hai il rammarico che non sei riuscito a sbloccarla, e non guadagni punti sulla Juve, sul Milan, eccetera, eccetera, quindi non guadagni sull'Atalanta. 0-0. Ma se perdi, non riesci poi a svangarla. Signori miei, fatemi un attimo i calcoli. Io credo che a meno di miracoli, cioè vittoria col Milan e vittoria con lo Spezia, non lo so, perché veramente non li so fare i calcoli, non ho la classifica sotto mano. Non li facciamo 43 punti? Mi pare di no. Poi me lo dite voi nei commenti veramente, perché io potrei essere in dubbio, mi arrivano le notifiche, iscrivetevi al canale, tutte le cose che ve le dico a fare. Lasciate un like, ma quando lo lascerete un like? Per me, e gli amici bellini lo lasciano per me. Ma il Napoli quale like si deve meritare, fammi capire. Non si può. Siamo ritornati alla discontinuità, facciamo una buona partita e poi un'altra no. In campionato l'andamento è gravissimo. È grave, altro che scudetto, veramente voi siete andati appresso a quelli che dicevano lo scudetto, no, noi li conosciamo i nostri polli, poi quando ti va tutto bene, ma quando poi ti serve pure magari un po' di mazzo e non ti arriva, perché io questo vi ho detto dall'inizio della stagione, con un po' di mazzo magari uno può fare un campionato così.
Il mazzo non lo vedo, non l'ho visto, gli infortuni tutti insieme, quindi non mi sembra mazzo. Mi sembra anzi il mazzo al contrario, c'è un po' di mazzo l'Empoli a segnare così. Possiamo prendercela con sfortuna? Sì. Possiamo prendercela con l'arbitro? Sì. Possiamo prenderci con Spalletti? Sì. Con i giocatori che devono fare di più? Certo. Con la società che magari doveva intervenire sul mercato? Non la... Certo, tutto. Però la possiamo prendere con tutti. Ma il risultato qual è? Il Napoli ha mai lottato per lo scudetto, secondo voi? Mi sa di no. Mi sa proprio di no. E dobbiamo stare attenti. Io non voglio avere ragione. Io voglio arrivare a fine campionato che devo fare un video di scuse di 90 minuti. Faccio un video di scuse di 90 minuti. Se il Napoli arriva davanti alla Juventus quarto e la Juventus quinta, io faccio un video di scuse di 90 minuti. 90 minuti, come se fosse una partita. Una partita dove dico scusa, scusatemi, abbiate pazienza, no? Perdonatemi. Faccio tutta una serie di sinonimi di scuse, eccetera, eccetera. Ma se poi il Napoli arriva quinto e la Juve arriva quarta o terza, poi dipende dall'Atalanta, le scuse me le chiedete voi a me? Perché un po' più di positività, siete delle secce. Attenzione, facciamo attenzione. Di conseguenza, da New York, veramente sto a New York, si vede che sto a New York, mi vorrei fare un giro nel mondo, ma tengo che fare, veramente devo suonare, preferisco suonare. Non siete voi siete bellini, ma devo suonare assolutamente. Di conseguenza, da New York, Valerio Fluido è tutto. Non so se vado live tra un po', può essere, facciamo un'esterna, ma domani sicuramente usciranno i 2 video di approfondimento. Devo capire come ha giocato il Napoli contro l'Empoli, non esiste proprio.